È morto annegato nel canale in cui è caduto, forse a causa di un malore provocato dal caldo. Giuseppe Pavan aveva 79 anni, abitava a Marcone in via Boschetto. Era uscito di casa in sella alla sua bicicletta poco dopo le 10 per un giro tra le campagne del paese, analogo a quello di tante altre mattine. È stato trovato privo di vita nelle acque del fiume Dese, in via Don Mariano Ballan, poco prima dell'una. Che cosa sia realmente accaduto lungo il tragitto percorso dall'anziano, difficile stabilirlo, soprattutto per la mancanza di testimoni oculari. Di certo i carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai medici del SUEM e ai vigili del fuoco di Mestre, hanno escluso categoricamente qualsiasi responsabilità da parte di terzi nell'accaduto. L'ipotesi più probabile è che l'anziano sia morto annegato e che a provocare la sua caduta nel canale sia stato un malore dovuto al sole cocente. Fatale quindi il caldo che sempre oggi, ma sulla spiaggia del Cavallino, è costato la vita ad una turista tedesca di 73 anni, deceduta per un collasso.